Amici sportivi, tutto è pronto per il prossimo video. Questo servizio infatti è offerto da Distretto Case presenti con 4 sedi a Montecchio Maggiore, Vicenza, Sovizzo e Jesolo. A Montecchio Maggiore lo possiamo trovare in via Europa 57-1. Un grazie anche a Cabec SRL con sede a Rubano Padova in via Bernardi 1 e un grazie anche a Macrostore Vicenza, negozio ubicato a Vicenza in viale Camisano 70-72. Andiamo a vedere insieme le immagini del match. Siamo qui con Antonio Mandato, direttore sportivo del Montecchio. Un buon punto, Antonio, che però lascia un po' di amaro in bocca. Sì, diciamo che il punto ci può anche stare, però c'è il rammarico di non averne portati a casa tre per un'espulsione che secondo me ha dell'incredibile per doppia munizione, perché da un possibile calcio di rigore beccare una simulazione a primo tempo 70% di possesso palla nostro e purtroppo gli episodi ci hanno condannato. Comunque bisogna fare solo i complimenti per la tenuta della squadra e per come hanno interpretato il secondo tempo con un uomo in meno. Infatti, riavvolgendo un po' il nastro, direi punti di forza sicuramente del Montecchio Maggiore. Il primo tempo, le numerose occasioni create, e nel secondo tempo, al di là dell'episodio che poi vedremo nelle immagini, sicuramente una grande tenuta, perché il Montecchio, seppur in 10 per 40 minuti, non ha rischiato granché. No, diciamo che appunto la squadra è stata molto compatta e ben guidata e quindi diciamo che di positivo ci portiamo a casa questo risultato e siamo fiduciosi. L'unica cosa negativa, le condizioni di Bianchi, che è dovuto uscire probabilmente per, speriamo nulla di grave, ma purtroppo per la prossima partita no, sarà presumo disponibile. Montecchio Maggiore che nel primo tempo ha la predominanza territoriale creando anche diverse occasioni da rete. Vediamo in questo caso il colpo di testa di Chinellato che esce di un non nulla alla destra del portiere della Real Calepina. Nel secondo tempo l'episodio che cambia l'incontro, incursione di Manarin per Samuele Lovaglio che si libera dell'avversario che lo tocca da dietro, arriva il fischio dell'arbitro, tutti si aspettano il calcio di rigore e invece la mano alzata fa propendere per la simulazione, quindi ammonizione a Samuele Lovaglio già ammonito nel primo tempo e conseguente cartellino rosso. Da lì in poi il Real Calepina con un nuovo in più cerca di fare la partita e di trovare lo spiraglio per segnare il gol, ma la difesa e tutti i ragazzi di Mister Moro si chiudono bene, cercano di ripartire e Segantini è impegnato in un paio di occasioni che sventa con sicurezza. Quindi al termine dell'incontro uno 0-0 che permette ad entrambe le squadre di raggiungere 4 punti e quindi di portarsi a casa un buon pareggio, un buon punto. Prossimo turno che ricordiamo si giocherà mercoledì 18 settembre, il Montecchio Maggiore ospiterà il Gino Cosaro, il Portogruaro, mentre il Real Calepina farà visita nella Tana del Treviso, capolista con 6 punti.